Secondo tempo dell'operazione Ibris, perquisizione a Licata, sequestrate beni per oltre 150.000 euro, tra cui 2 immobili, 10 auto, conti correnti preziosi e soldi in contanti. Ammonta infatti ad oltre 150.000 euro il valore dei beni sequestrati dalla squadra mobile di Agrigento nella maxi perquisizione svolta 2 giorni fa nel quartiere Bronx di Licata. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Palermo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. La vicenda, ricordiamo, è un appendice dell'operazione Ibris, l'indagine che il mese scorso sfociò nell'arresto di 25 persone per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, oltre 100 i poliziotti impegnati in una perquisizione nell'intero quartiere, anche con l'ausilio dell'elicottero. Il riesame nelle scorse settimane ha disposto anche la scarcerazione di molti indagati, ma 8 sono ancora in carcere. L'inchiesta ipotizzava un vero e proprio cartello della droga gestito da Michele Cavaleri, considerato il promotore. La droga veniva acquistata da diversi canali come Gela, Catania, ma anche Napoli.